Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. Il Giro d'Italia ha fatto tappa oggi sulle strade del Varesotto, grandi emozioni. Il ciclista tedesco Denz ha vinto al fotofinish sul traguardo di Cassano Magnago. Ci racconta tutto Marco Croci, le immagini sono di Agenzia Blitz. Poco più di 190 km, di cui gli ultimi 30 nel territorio della provincia di Varese. Arrivo allo sprint per il tedesco Nico Denz sul traguardo di Cassano Magnago. La 14ª tappa dell'edizione numero 106 del Giro d'Italia ha toccato il Varesotto, scaldando gli animi lungo il percorso. Nonostante la pioggia battente, in tanti hanno colorato di rosa le strade, assiepandosi sul tracciato per vedere sfrecciare la carovana. Sesto Calende, Vergiate, Quinzano, Albizzate, Carnago, Solbiate Arno e Cairate. La storica corsa ciclistica in molti casi è stata un'occasione per riunirsi e trascorrere una giornata in compagnia a bordo strada, attrezzandosi con ombrelli, tende e gazebo con tanto di griglie. Cuore pulsante della manifestazione alle latitudini varesotte è stato senza dubbio Cassano Magnago. Fin dal mattino tantissime persone hanno affollato il centro, chiuso al traffico, per assistere alle varie iniziative collaterali, fino all'arrivo dei campioni con Nico Denz a braccia alzate. Su Prealpina.it e sul giornale in edicola domani i dettagli e gli approfondimenti su questa 14ª tappa del Giro d'Italia. E cambiamo decisamente argomento, spostiamoci a Busto Arsizio, dove i carabinieri hanno salvato una bimba da un incendio scoppiato questa mattina nel rione Sant'Anna. Il servizio è di Veronica De Rio. Da una piccola candela, il rogo che ha rischiato di uccidere madre e figlia, oltre ai vicini di casa e gli animali, nel palazzo del rione Sant'Anna a Busto Arsizio, proprio davanti alla chiesa parrocchiale. Sono stati i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio a salvare la bambina di 2 anni, che insieme ai genitori erano rimasti intrappolati all'ultimo piano dell'edificio. È successo questa mattina, 20 maggio, verso le 9, quando è partita la massiccia macchina dei soccorsi, allertata dal cappellano del carcere, Don David Riboldi, e dei residenti. Tutti salvi, ma intossicati gli 8 residenti salvati, intossicati anche i 2 carabinieri che non hanno esitato a sfidare le fiamme e fumo per salvare la piccola. Sono stati messi in salvo anche gli animali delle famiglie. Sul posto, oltre ai militari, i soccorsi del 118 a bordo di un'auto medica, 4 ambulanze che hanno fatto la spola con gli ospedali di Legnano, Busto Arsizio e Gallarate. Massiccio l'impegno dei vigili del fuoco del Sempione che hanno domato il rogo, evacuato i residenti e lavorato per ore per mettere in sicurezza l'edificio, dove un appartamento è stato dichiarato inagibile. E oggi allo stadio Franco Ossola le iniziative in memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Vediamo il servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Gli studenti delle scuole superiori questa mattina allo stadio Franco Ossola per la giornata in memoria dei giudici Falcone e Borsellino, organizzata dalla Nazionale Italiana Magistrati con il Comune di Varese e le associazioni Fondazione Giacomo Ascoli e Associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori. Ospite dell'iniziativa Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, che è salito sugli spalti dello stadio in sella alla sua bicicletta. L''ndrangheta è ovunque, è radicata anche qui, ha spiegato Brumotti. Tanti fanno la loro parte nel paese, anche quei giornalisti che, mettendo a rischio la vita, denunciano e scrivono a penna alta. Nel pomeriggio poi l'incontro di calcio tra la Nazionale Magistrati e le vecchie glorie del Varese. Hanno vinto proprio le vecchie glorie, col punteggio di 3-2, Mattatore Neto Pereira con una doppietta. Domani mattina ad Angera il ricordo di Angelo Rizzi, il 17enne studente del liceo musicale di Varese, morto all'improvviso domenica scorsa. Il servizio è di Luca Spriano. L'addio ad Angelo verrà dato domattina nel giardino di casa ad Angera. Aveva 17 anni Angelo Rizzi, amava la musica, il suo contrabbasso e il pianoforte ereditato dal nonno. Studiava al liceo musicale Manzoni di Varese. Era un ragazzone buono e generoso. Il suo sorriso si è spento all'improvviso domenica scorsa. Si è sentito male, si è accasciato ed è volato in cielo. Gabriella, la mamma di Angelo, ringrazia per il tantissimo affetto ricevuto in questi giorni. Abbiamo capito, dice, quanto Angelo contasse per gli altri. Vorremmo che la sua morte fosse un abbandono apparente che diventa esplosione di luce. Domani mattina dunque alle 11 l'ultimo saluto allo studente generoso che amava la musica. Nel suo computer ha lasciato composizioni musicali che la famiglia ora vuole incidere.
Cambiamo argomento, esame della patente con auricolare che gli forniva suggerimenti dall'esterno alla motorizzazione civile. Un uomo di 34 anni impegnato nella prima prova per conseguire la patente di guida è stato sorpreso mentre compilava il test avvalendosi dell'aiutino da casa con risposte suggerite mediante auricolare e microcamera. È stato scoperto, sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'apparecchiatura e denunciato il 34enne. Vola la raccolta differenziata nei territori della comunità montana Valli del Verbano, è oggi all'81% contro una media nazionale ferma al 63%. Il bilancio è stato tracciato questa mattina a Luino, è stato inoltre annunciato il potenziamento delle isole ecologiche. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. A Varese una serata di gala per celebrare i 25 anni dell'Università dell'Insubria. Vediamo il servizio. Serata di gala e teatro di Varese gremito ieri per l'Università dell'Insubria che celebra i suoi primi 25 anni. Lo spettacolo di Elio e le storie tese, accompagnato dai filarmonici di Busseto, ha portato in scena Pierino, Elio e il lupo, fiaba musicale di Sergei Prokofiev. Lo spettacolo è stato preceduto dai saluti del sindaco Davide Galimberti e dell'assessore regionale all'università Alessandro Fermi. Il rettore Angelo Tagliabue ha sottolineato come l'Ateneo sia un bene comune sempre più vicino al territorio, ma che non dimentica di formare giovani che possano spendere le loro capacità non solo qui, ma in Europa e nel mondo. Il direttore di Prealpina Silvestro Pascarella e il direttore di Varese News Marco Giovannelli sono poi intervenuti durante la serata, intervistati proprio dal rettore Tagliabue. E sempre a Varese, al Cinema Nuovo, la scrittrice Dacia Maraini, intervistata dal giornalista di Prealpina Mario Visco, ha tracciato la figura di Pierpaolo Pasolini. Il servizio di Riccardo Prando, le immagini di Agenzia Blitz. Rifiutato dal Partito Comunista, respinto dalla Chiesa, messo all'indice da tanta intelligenza di ogni colore, di Pierpaolo Pasolini rimangono le poesie, gli articoli di giornale, i libri, i film e la morte violenta, avvolta ancora oggi nel mistero. Di tutto questo ha parlato ieri pomeriggio al Cinema Nuovo di Varese la scrittrice Dacia Maraini, presentando il suo libro Caro Pierpaolo, per la rassegna Relive di Film Studio 90. Un'ora per raccontare, stimolata dal giornalista del Prealpina Mario Visco, il Pasolini intimo, privato, segreto, ma sempre attuale e comunque poco noto al grande pubblico. Oggi il libro, edito da Neri Pozza, verrà presentato al Salone del Libro di Torino. Questo è l'ultimo servizio, appuntamento col TG di domani alle ore 19.